Amici sportivi ben collegati dallo stadio Carlo Zoboli di Carbonia per questa quarta giornata del campionato regionale d'eccellenza. Vediamo subito le partite in programma quest'oggi. Arbus Nuorese, Carbonia San Marco, l'arbitro è il signor Pili della sezione di Oristano, Castiada Sabosa, Ghilarza Ferrini, La Palma Lipunti, Monastir Taloro, Ossese Cuspini, Porto Rotondo, Atletico Uri. Classifica il comando, la Ferrini a quota 7, insegue il Cuspini con il Lipunti 6 punti, Carbonia, Ossese e Castiadas insieme all'Arbus 5, Nuorese, La Palma, San Marco e Bosa 4, Monastir, Atletico Uri 3, Taloro Gavoi, Ghilarza 2, chiude il Porto Rotondo a quota 0. Vediamo le due formazioni schierate in campo in questo istante, il Carbonia che gioca con la completa divisa bianca sulla sinistra rispetto ai nostri teleschermi, mentre dalla parte opposta troviamo la formazione della Semini con il completo rosso-blu. Subito le due formazioni, amici sportivi di Media Web TV Europe, con il Carbonia che è sceso in campo con il numero 1 Fortuna, il 2 Mastino, il numero 3 è Zedda, col numero 4 troviamo De Murtas, col numero 5 Saias, col numero 6 Boi, col numero 7 Cordeddu, col numero 8 Angeleddu, col numero 9 Figos, col numero 10 Cassama, o Cassama forse meglio, col numero 11 Contu. Dalla parte opposta la Semini schiera col numero 1 Carboni, col 14 Sirigo, col numero 3 Puddu, col 4 Callai, col numero 5 Porco, col numero 6 Mancusi, col numero 7 Cuccu, col numero 8 Rizzoli, col numero 9 Zeuzza, col numero 10 Scalas, col numero 11 Mastro Marino. Facciamo un minuto di sosta per il raccoglimento. L'applauso del pubblico dello stadio Zoboli in questo momento di raccoglimento, probabilmente per i due poliziotti che sono stati uccisi purtroppo l'altro giorno nella questura di Trieste. Siamo vicini ovviamente anche noi con la nostra emittente ai familiari delle vittime. Tutto pronto per l'inizio della partita con il Carbonia che è schierato da destra a sinistra rispetto alla mia postazione qui sulla tribuna stampa dello stadio Carlo Zoboli di Carbonia. Una bella giornata di sole, un pochino di vento maestrale che dà un po' di fastidio. Comunque tutto pronto per l'inizio della partita. Ricordiamo l'arbitro, il signor Pili della sezione di Oristano, gli assistenti sono Loi e Volturo. Tutto pronto con il Carbonia che toccherà il primo pallone con Cassama, con la formazione di Andrea Maroggio. Ricordiamolo, ha ottenuto la prima vittoria casalinga proprio contro la quotatissima Nuorese, qui davanti a circa 1000 spettatori nella giornata d'esordio, e poi 2 pareggi consecutivi in trasferta. Quest'oggi ovviamente trova una San Marco che è rivitalizzata anche con il cambio dell'allenatore. Da questa settimana siede sulla panchina della Semini appunto l'espertissimo Bebo Antinori. Ricordiamo giocatore, insomma, tanti anni fa, lo ricordo, anche qui contro la formazione del Carbonia a livelli certamente superiori a quelli che vediamo oggi appunto giocare la formazione bianco-blu. Speriamo nel frattempo, in questi prossimi anni, il Carbonia riesca nuovamente a tornare perlomeno nel campionato interregionale dove meriterebbe di giocare. Glielo auguriamo di cuore. Tutto pronto, naturalmente si è iniziata con la formazione mineraria che sta cercando di destreggiarsi a centrocampo, ruba palla col numero 8 Rizzoli, col numero 8 Angeleddu, chiedo scusa, ecco Angeleddu che cercava di sfilare, giocatore molto esperto, e il pallone è stato deviato direttamente in fallo laterale. Sempre il risultato fermo sulla parità, 0-0 qui allo stadio Carlo Zoboli di Carbonia, con i minerali che cercano subito di andare a pressare la formazione della Semini. Ricordiamo è stata eliminata nel primo turno della Coppa Italia proprio dal Carbonia. Buona l'azione adesso dei minerali che stanno attaccando sulla destra, c'è però la posizione irregolare, probabilmente è intervenuto il collaboratore di sinistra del signor Pili e quindi è intervenuto, ha sbandierato la posizione irregolare di un giocatore bianco-blu, per cui calcio di punizione decretato dal direttore di gara in favore della squadra della Semi, mentre sentiamo anche ovviamente in cuffia i cori degli ultras della formazione mineraria che seguono sempre da tanti anni il Carbonia. Bianco-blu che adesso sono in posizione difensiva, alzano questo pallone a campanile, palla sulla tre quarti, finita direttamente sulla sinistra rispetto al versante d'attacco della formazione della San Marco, che si appresta quindi alla rimessa con le mani. Attenzione perché ovviamente adesso la formazione ospite si è riversata tutta nella metà campo del Carbonia, parte questo spiovente, attenzione ancora a Semini,
davanti alla porta, ma c'è anche l'intervento arbitrale, ha fermato il gioco, per cui si riprenderà con la rimessa in favore del Carbonia. C'è stato probabilmente un fallo in piena area, sempre il risultato 0-0 qui allo stadio Zoboli, dopo circa 2 minuti e 30 secondi dall'inizio della partita, con la rimessa in gioco per il Carbonia. Il tocco avvenuto in questo istante, la palla intercettata dal numero 4 De Murtas, poi lo scambio ancora sulla linea difensiva per i padroni di casa, con Boi che allarga sulla sinistra, avanza la formazione mineraria con questo rilancio in avanti ad opera del numero 5 Saias, lancio in avanti, ancora l'intervento dei giocatori del Carbonia che cercano di recuperare il pallone con Cordello, palla stessa però che aveva varcato la linea bianca qui sotto la nostra postazione, per cui la rimessa in gioco è per la formazione rossoblu del San Marco. Il rilancio in avanti, il tocco di testa è stato di Zeuzza, poi l'intervento ancora da parte dei giocatori minerari che spediscono il pallone stesso al di là della linea bianca, per cui ci sarà la rimessa in gioco ancora una volta in favore della San Marco. Partita ovviamente equilibrata, inizio di studio da parte di entrambe le formazioni. Adesso parte subito il contropiede del Carbonia con Cassamà, il lancio in avanti, attenzione, la palla è un po' troppo lunga, è stato Cordeggio ad inseguire questo pallone, ancora parte lo spiovente in aria dalla parte opposta e poi il cross è troppo lungo, l'errore difensivo da parte dei giocatori della Semini che spediscono la palla stessa al di là della linea bianca, ma Carbonia è subito minaccioso, ha cercato di colpire subito in apertura. Siamo intorno al quinto minuto, il rilancio ancora in piena aria, c'è lo scatto da parte dei giocatori di Marongiu, poi chiaramente deve allargarsi sempre, se non vedo male, Cordedo da quella parte, parte lo spiovente in aria, l'uscita dell'estremo difensore Carbonia, branca il pallone con tutta tranquillità, attende il rinvio. 5 minuti e 30 secondi allo Zoboli, Carbonia 0, San Marco a Semini 0, la linea che può tornare alla regia.